Everyone's going the same way too. Lost in the crowds, they want to be something new. Don't know how to get out. Your fire soothes my soul, yeah, yeah. Quest'oggi mi trovo sull'MSC World Europa per una conferenza stampa molto importante, la presentazione della Crociera della Musica Napoletana Arte e Cultura che si terrà dal 28 settembre al 5 ottobre. Intanto vi lascio un video che racconta tutto ciò che è accaduto negli anni scorsi. Guardatelo e restate con noi. Basta gusti lacrime, non mi firo che ti guardare. Mo c'avimmo a stringere, poverino, che si può fare? Chiamami, io sto sempre qua, sempre pronta a me buttare. Sai che non può vincere quando davano non do da. Ti imparate a perdere e non imparate a muzzicare. Chiamami, io sto sempre qua. Pronta ad avanzare, dimmi a gustare. Pronta ad avanzare. Pensa prima a ridere, per non dire fazzaria. Via della ridere, e a nascono si può condire. Chiamami, o vieni a trovare. Se stai solo e vuoi parlare. Lascia che sarebbe si mi tenne per mezza via. Tanto non do credere, venirebbe da pure Dio. Chiamami, io sto sempre qua. Pronta ad ammazzare, dimmi a gustare. Pronta ad ammazzare, dimmi a gustare. Pronta ad ammazzare. L'agenzia di viaggi Scoop Travel, nella persona di Francesco Spinosi, in collaborazione con l'MSC Crociere, organizza oramai alla 16ª edizione, è giunto questo bellissimo evento, la Crociera della Musica Napoletana. Intanto ti faccio i complimenti perché organizzi alla grande da tantissimi anni un evento itinerante unico nel suo genere che vuole raccontare la vera artisticità napoletana. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di parlare di cose belle di Napoli, perché Napoli è l'unica città al mondo che ha una grande tradizione musicale, ma non solo musicale, anche artistica, culturale, e quindi è giusto che ci sia un mezzo per trasportarla e per farla ascoltare in tutto il mondo. Pertanto noi abbiamo questa grande ambizione, dice un nostro amico, che questa non è la crociera, ma è la crociata per napoletanizzare tutto il Mediterraneo. E quindi noi stiamo seguendo appunto questo consiglio, portando a bordo musicisti, artisti, pittori, scultori, ma anche artigiani, aziende napoletane che vogliono esportare il loro Made in Naples. Importanti sono gli scambi culturali. Gli scambi culturali che ormai abbiamo, oggi li mostreremo in conferenza stampa, abbiamo ormai contatti in tutto il Mediterraneo. Dopo 16 anni abbiamo contatti a Barcellona, Marsiglia, Messina, Istanbul, Malta. Insomma, dove arrivano i napoletani arriva la bellezza, arriva la serenità e la bella musica. Quindi possiamo dire che è un evento per valorizzare la nostra cultura, soprattutto quello musicale, però è un evento anche che vuole creare amicizia tra i popoli in questo caso. Napoli è conosciuta nel mondo per la sua musica e la musica traina tutto questo. La location eccezionale sono le navi da crociera, quindi partiamo con la musica a bordo di navi da crociera che sono uno scrigno eccezionale, e dietro alla musica portiamo tutto il resto, perché la musica napoletana è la prima in tutto il mondo. Ogni anno ci sono degli artisti straordinari, raccontaci un po' la scelta degli artisti di quest'anno. Allora, gli artisti ovviamente noi li dobbiamo scegliere in base a dei sistemi particolari, perché noi non abbiamo grandissime risorse, quindi praticamente dobbiamo andare su artisti di buona qualità che però si sappiano esibire anche singolarmente. Pertanto abbiamo tutti dei performer di qualità che possono tenere a bordo degli spettacoli da soli o con i loro colleghi che stanno con loro, ok? Quest'oggi vedremo tante cose belle, però c'è una piccola anticipazione per quello che sarà anche il 2025, se non erro. Sì, l'anticipazione è questa, che praticamente abbiamo chiuso un accordo con il patron Massimo Abbate per il Festival di Napoli. Dalla prossima edizione, quindi, il Festival di Napoli va in crociera e credo che sia l'unico paese, l'unica città al mondo che si possa permettere una cosa del genere. È un bellissimo traguardo per valorizzare ancora la canzone napoletana, ma anche per dare valore a questo bellissimo evento storico.
Salve, sono Massimo Abate e vi parlo in qualità di patron e direttore artistico del Festival di Napoli. Come saprete, la nuova edizione del festival da me diretto risale al 2015 e con ben 9 continuative, Kermesse all'attivo è l'unica vera rassegna canora che ininterrottamente ricalca come si evince dal marchio quella storica e mitica che dal 1952 fino al 1970 spopolò in Italia e all'estero. Quel festival appunto indimenticabile, targato Mario Abbate, Sergio Bruni, Aurelio Fierro, Nunzio Gallo, Franco Ricci e tanti tantissimi altri straordinari interpreti. Ebbene, quest'anno in occasione della 10ª edizione c'è una novità. Il festival attiverà una sinergia e collaborazione con Francesco Spinosa e la Scoop Travel, che organizza a bordo delle navi della MSC Crociere la ormai consolidata e nota crociera della canzone napoletana. Da ben 16 anni, pensate. Insieme io e l'amico Francesco abbiamo deciso di dare un valore aggiunto ad entrambi gli eventi, unendoli per creare una fattiva collaborazione che vedrà il Festival di Napoli rappresentato non solo in uno dei maggiori teatri napoletani della città, ma in giro per il mondo, nei migliori teatri di livello internazionale, a cominciare da quelli che si affacciano sul Mar Mediterraneo. La canzone napoletana riacquisterà quindi quel sapore internazionale. Sarà insieme alla crociera della canzone napoletana volano di esportazione della nostra musica, dei nostri artisti, della nostra Napoli. Grazie a questa iniziativa saremo pronti a consolidare rapporti con i mass media, con le istituzioni e con l'imprenditoria, realtà fondamentali per la buona riuscita del progetto, ma pronti anche a stringere cooperazioni con chiunque voglia far parte di questa bella e nobile iniziativa e della grande famiglia che stiamo creando. Come sempre, uniti si vince, divisi si sa, si fatica a raggiungere obiettivi di alto livello e spessore. Allora è arrivato il momento di salire tutti a bordo, facendo approdare la nave della musica napoletana nei porti di maggior prestigio. Un grande abbraccio a tutti e a presto. Tra i relatori della conferenza stampa il dottor Nino Daniele, presidente nazionale dell'associazione Amato Lamberti, benvenuto. Grazie, buongiorno. Intanto siamo qui per dare luce ad un evento molto importante che vuole valorizzare la cultura musicale partenopea. Sì, è un evento molto importante di cui sono partecipe e sostenitore da molti anni e quindi sono qui veramente con grande piacere, perché questa iniziativa è stata ambasciatrice di Napoli, della sua musica e della sua cultura in tutto il Mediterraneo e quindi quando parliamo di essere ambasciatori della cultura sottolineerei anche che significa anche essere ambasciatori di pace e credo che questa caratteristica di Napoli, città della pace UNESCO, sia molto importante in questo momento e quindi portiamo in giro dei valori della nostra cultura ma preziosi per tutti. Per fortuna tanti valorizzano la cultura napoletana, ma un evento itinerante è ancora più importante perché tramanda questo nel mondo, quindi ci sono anche vari scambi culturali. Sì, infatti in ogni approdo c'è uno scambio, quindi si crea una contaminazione, una conoscenza, un integrarsi e scambiarsi delle cose preziose come appunto quelle che sono caratteristiche, identità, aspetti della vita di una comunità, di tante comunità che affacciano sul Mediterraneo e quindi tutta questa rete si deve intensificare perché dobbiamo fare in modo che tanti muri cadano e invece tanta bellezza si diffonde in tutte le direzioni. Accanto a me il dottore Antonio Lucidi, vicepresidente L'Altra Napoli, benvenuto. Buongiorno a lei, grazie di questo invito. Siamo ancora qui, ancora una volta, per valorizzare la nostra cultura musicale. È un momento importante perché cerchiamo di fare un raccordo fra quello che è la musica a Napoli, le possibilità che sono legate al suo sviluppo e la possibilità anche di collegarla agli eventi che stanno trasformando questa città, rendendola un pezzo unico sul territorio nazionale e internazionale. Per quanto riguarda la valorizzazione, lei di questo se ne occupa veramente da tanti anni, dal lontano 2005, appunto lei è vicepresidente di questa associazione che vuole appunto valorizzare la nostra cultura, non solo quella artistica, ma da tutti i punti di vista nei quartieri come la sanità e anche Forcella sono stati organizzati oltre 20 progetti. Assolutamente sì, siamo orgogliosi perché questo ci ha consentito di poter dare un tocco che insieme alla capacità dei ragazzi e ad altre realtà ha consentito di trasformare positivamente questi territori. Da qualche anno lavoriamo a Forcella, anche lì con ottimi risultati, adesso siamo passati anche a Piazza Mercato
per far sì che i giovani, i ragazzi e la città percepiscano il cambiamento. Raccontiamo come si svolge un evento, per esempio, in un quartiere del genere. Beh, si tratta di individuare un sito, un posto che diciamo non utilizzato, non valorizzato, trovare dei giovani del territorio che hanno intenzione di lavorarci. Noi siamo dei facilitatori che organizziamo un progetto di recupero, troviamo soldi che non guasta mai, noi non lavoriamo mai con fondi pubblici, lavoriamo solo con fondi privati e seguiamo lo start-up, realizziamo il recupero del bene, seguiamo lo start-up dei giovani per 3 anni fino a che loro poi non devono crescere con le loro gambe perché diciamo, hanno trovato il modo di poter avere reddito e creare lavoro, occupazione e così via. Ci ha raggiunto la dottoressa Maria Grazia Falciatore, capo di gabinetto del sindaco di Napoli, benvenuta. Oh, grazie, sono molto contenta di essere con voi oggi. L'amministrazione comunale di Napoli ovviamente non poteva non appoggiare un evento così importante volto alla valorizzazione della nostra cultura e soprattutto della cultura musicale. Sì, della cultura di Napoli in tutte le sue forme ed è di una città che offre tanto e che è una città anche molto accogliente sempre. Lei ha mai fatto una crociera del genere? No, non l'ho fatta, l'ho sempre guardata con interesse, amo il mare, ecco, questo posso dire senz'altro. Grazie. E quest'anno sulla crociera della musica napoletana, guardate un po' chi ci sarà ad alletare le serate, Gianni Conte, benvenuto. Grazie, grazie. Tra l'altro ti faccio i miei complimenti, un artista poliedrico, eclettico, una voce veramente unica, ti sei distinto come voce solista nell'Orchestra Italiana di Renzo Arbore, poi hai partecipato anche a The Voice, insomma non ti sei fatto mancare niente durante la tua lunga e importante carriera. E adesso cosa ci proporrai su questo palcoscenico della crociera? Sicuramente sarà un concerto sulla musica napoletana, è ovvio, perché la gente un po' si attende questo da me, avendo lavorato e continuo a lavorare con l'Orchestra Italiana perché ci siamo rifondati senza Arbore. Quindi sarà un concerto sulla musica napoletana, trovando anche l'occasione per riproporre brani bellissimi napoletani che vengono fatti poco, quindi per essere riscoperti, anche con un pizzico di contemporaneità, cioè da Pino Daniele, Gragnaniello, queste cose qui. Tu racconti proprio la nostra cultura al meglio perché la canzone napoletana ce l'hai proprio nel cuore, nell'anima. Qual è il brano che ti affascina di più? Domanda difficile perché i brani sono tantissimi, ma veramente troverei difficoltà. Una di queste è una canzone che per me è stata inaspettata nell'amarlo, cioè di Citincello Vuio, che è un brano che faccio con l'Orchestra Italiana, perché la faccio in una versione diversa, non quella tenorile classica, e quella viene sempre apprezzata, quindi mi dà molte soddisfazioni. Poi va bene, ci sarebbe Mandolinata a Napoli, Silenzi Cantatore, sono veramente tante, perché sono tante belle canzoni napoletane. Per cui è difficile scegliere. E sulla crociera della musica napoletana racconteremo l'arte e la cultura con lo scrittore storico ed umorista napoletano Amedeo Colella, divulgatore della nostra cultura. Come stai? Tutto bene, ma questa è una cosa particolare perché per la prima volta in crociera faremo una vera e propria accademia di napoletanità. Io questo ti volevo chiedere, cosa ci racconterai su questi palcoscenici? Uno va in crociera e racconta naturalmente tutte le eccellenze della nostra etnia, a partire dalla musica, la musica napoletana, che è uno dei valori culturali più straordinari che noi abbiamo generato, no? Lo diciamo con grande orgoglio, ma qua ci siamo metterati stellatelle, la lingua napoletana unica al mondo, l'arte, la storia, la cultura, il teatro, il cinema, la gastronomia. Signori miei, dobbiamo essere orgogliosi di appartenere a questa etnia, e allora chi viene in crociera farà un'accademia della lingua cultura napoletana e ai più meritevoli alla fine del corso, naturalmente in maniera molto dissacrante e leggera come sempre, daremo anche una laurea in napoletanità. Sai che farò? Mi divertirò a seguire questa accademia. Tra l'altro tu hai scritto anche tantissimi libri che parlano di tutto, che parlano appunto di tante cose che appartengono alla nostra napoletanità e anche di cucina. Ecco, ci stanno seguendo molti amici. Se tu dovessi consigliare un piatto qui a Napoli da mangiare, cosa consiglieresti? Questa per me la domanda sfondi una porta aperta. Per me la genovese non ha nessuna, non ci sono alternative. Quindi la genovese è il piatto più buono da assaggiare qui a Napoli. E d'altronde è anche il piatto simbolo in qualche modo di tutta la cucina napoletana, che è un ragù, quindi in cui c'è questa lunghissima cottura, ma non è rosso, che poi il vero piatto simbolo della cucina partenopea alla fine è il ragù, sì. Quello intendo
quello rosso, ma per me la genovese ha un valore aggiunto straordinario, anche se c'è un solo difetto, l'ho appena mangiata. No, infatti Ti lascia. io ho detto, ma che è sta cipolla? Dicevo che non Stavo è vero, non è vero. Ovviamente con questa ironia. Diciamo, c'è solo il difetto che dopo è meglio andarsene a fare un quarto d'ora su. Dicevo, con questa ironia vi lasciamo per ora, ma vi aspettiamo in tanti il 28 settembre sulla Crociera della Musica Napoletana. Amedeo Colella con noi. Grazie, così ricevete anche la laurea in napoletanità. Ed eccomi con un gruppo straordinario che valorizza il bel canto napoletano e Napola antica. Accanto a me, Io sono Nadia. Nadia, la voce. sì, la voce di questo gruppo. Raccontaci un po' cosa proporrete sul palcoscenico della Crociera Napoletana. Allora, già il nome ci dice qualcosa, se non tutto, Napola antica, quindi musica classica napoletana, un attimino rivisitata perché comunque i tempi cambiano e quindi rivisitiamo anche noi, ma il filo sarà sicuramente quello del classico napoletano, anche gli strumenti del resto, abbiamo la fisarmonica con il maestro Massimo, le percussioni con Elio, la chitarra con Armando, io canto e mi accompagno con il tamburello e quindi sarà un cammino nel classico napoletano. Tra l'altro so che voi amate anche valorizzare molto l'arte della posteggia. Assolutamente sì, perché l'amiamo profondamente e quindi in realtà saremo l'unico gruppo che non si servirà dei microfoni e delle amplificazioni, ma faremo questa sorta di posteggia anche nel teatro della nave accanto alle persone ed è questa una cosa che ci piace veramente tanto. Possiamo dire che siete l'unica posteggia galleggiante. In realtà sì, e speriamo di galleggiare, perché Sicuramente. Tra l'altro voi durante la giornata sarete anche un po' coloro che trascineranno le persone, ogni no? tanto spunteremo tra i tavoli, faremo compagnia tra le poltroncine, perché questo è un aspetto della posteggia. Quindi ci sarà veramente da divertirsi. Lei invece, che è un po' il più maturo del gruppo, dirige un po' questi ragazzi anche insieme, l'altro anche è maturo, no? Sono maturo, sì, si vede. È il capello bianco. È il capello bianco. No, invece io da lei vorrei farmi raccontare come è nato questo gruppo, che so che vi siete uniti nel 2005. Esatto, nel 2005 è nato questo gruppo da un altro gruppo. Io non ero ancora subentrato. Quindi l'ho chiesto proprio alla persona sbagliata. No, io sono subentrato subito dopo. È nato da un gruppo di amici a Salerno. Si è formato perché tutti amanti della canzone napoletana e abbiamo pensato di fare questo gruppo, cioè hanno pensato di fare questo gruppo, si sono costituiti in un'associazione che adesso è ancora presente questa associazione e noi tutti i martedì della settimana, dell'anno, ci riuniamo presso l'associazione e divulghiamo musica napoletana ai nostri soci, ai nostri amici e ai nostri ospiti, diciamo. Ecco, voi siete un gruppo, quando vi ascoltiamo cantare ovviamente si vede l'unione, l'amicizia, la passione per la canzone, ma in realtà andate sempre d'accordo, lo chiedo a lui. Sì, voglio dire, avendo la possibilità, ecco, di esibirci e quindi di trasmettere attraverso la musica le nostre emozioni, diciamo che quello che ci accomuna è appunto la passione per la musica in genere e soprattutto per la musica napoletana. Diamo appuntamento al 28 settembre. E come diceva giustamente Armando, la musica unisce e noi con particolare piacere partecipiamo a questa crociera per condividere anche con gli altri artisti bravissimi questa piacevole esperienza. Quindi vi aspettiamo in tanti il 28 settembre fino al 5 ottobre in compagnia di tanti artisti, ma soprattutto le Napola Antica, che trascineranno un po' tutti gli amici a bordo per divertirsi. Quindi fatevi trascinare, venite! Un'altra straordinaria voce che alleterà le serate sulla Crociera della Musica Napoletana è l'artista Luciano Capurro, benvenuto. Benvenuto, sì, sono felicissimo e quindi accetto il benvenuto alla grande. Una voce straordinaria, così dico, una voce straordinaria nel mondo, sia per quanto concerne la canzone italiana, napoletana, internazionale, e quello che ti contraddistingue non è solamente questo grande talento, ma l'ironia.
È vero, tant'è vero insomma che io non amo fare i concerti ma amo fare spettacolo, che mi devo divertire per prima io. Quindi è bene che un cantante, oltre a essere serio quando bisogna farlo per l'importanza della canzone, sappia anche avere quel dono dell'ironia per poter coinvolgere e divertire il pubblico. Quindi come trascineremo il pubblico dell'MSC? Vengo direttamente dal Caffè Chantà, dopo aver fatto tanti anni la stabile al Salone Margherita, quindi è proprio in me insito coinvolgere il pubblico e lo faremo alla grande con un repertorio che abbiamo a disposizione. Io dico sempre, guardate che noi napoletani siamo un caso unico a livello mondiale, che una sola città rappresenta un paese intero nel mondo, non ci sono altri casi. E poi porto un cognome importante, io sono il pronipote del poeta che ha scritto Solo Mia. O Solo Mia? Non posso fare brutti figure al Assolutamente mio amo. no. Qualcosa di simpatico e di solare lo faremo sicuramente. Com'è stata l'esperienza sulla Rai con The Voice? È stata una bellissima esperienza perché è la trasmissione più vista della televisione, quindi essere in un contesto, in un format del genere ti mette delle emozioni incredibili. Pensavi di aver fatto tutto, ma in realtà di fronte a una cosa del genere, insomma, arrivi abbastanza teso. È stata bellissima, bellissima, veramente. Ma io adesso ho un solo pensiero, la crociera della canzone napoletana. E quindi vi aspettiamo dal 28 settembre al 5 ottobre, ci sarà anche lui, un grande artista, Capurro, con noi. Grazie. Keeping me on track. We've got places to go. You got me cruising, disappearing into the sky. Oh, let's keep it moving. So high, I don't know when I'll get down. Chiudiamo questa intervista della conferenza stampa per la presentazione della Crociera della Musica Napoletana con colui che cura la comunicazione di questo evento giunto alla 16ª edizione, Diego Paura, responsabile della redazione Cultura e Spettacoli del Roma. Benvenuto. Grazie, benvenuti a voi su questa splendida nave e grazie veramente per sostenerci con la vostra televisione. Ci sono anche tante novità quest'anno. Sì, tantissime novità, innanzitutto dalla crociera che sarà fatta nel Mediterraneo orientale, quindi toccheremo partendo da Bari la Grecia, e questa è una cosa già bella e nuova perché in genere è sempre stata la crociera del Mediterraneo occidentale. Poi c'è un cast veramente d'eccezione con tutti i personaggi che avete già intervistato e citato, quindi giustamente non andrò a ripetermi, e veramente c'è un'altra cosa di lusso, io direi, è quella che grazie a Francesco Spinosa, appunto l'organizzatore tramite la Scoop Travel, quest'anno ci sarà il lancio di quel che vedrà la luce nel 2025, ovvero il Festival di Napoli, quello storico, quello del cui marchio è detenuto da Massimo Abbate. La prossima stagione della Crociera della Musica, dell'Arte e della Cultura Napoletana sarà sulla nave, quindi in crociera. Il Festival di Napoli va in crociera. Quindi abbiamo detto già tanto per incuriosire i nostri amici affinché dal 28 settembre siano in tanti con noi sulla crociera Opera. Opera, innanzitutto MSC Opera, un'altra splendida perla di questo grande magnate che è a ponte con la MSC, e quindi con queste navi veramente da sballo, con una crociera della musica, della cultura e dell'arte napoletana imperdibile, quindi tutti il 28 settembre a bordo. Scared it's made and can't be changed. You got me